Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Portovino, siamo con Bruna Ravazzolo che è la presidente del gruppo missionario San Giusto. Perché? Perché hanno fatto appunto questo gruppo una bellissima iniziativa che naturalmente ci facciamo spiegare da Bruna. Abbiamo fatto una raccolta di materiale sportivo da inviare in Madagascar. Quando sono andata ho visto che i ragazzi giocano con le immondizie legate con lo spago, legate con foglie di plastica e non hanno altri giocattoli. In tutto il Madagascar io non ho visto giocattoli in mano ai ragazzi, però negli oratori ci sono i palloni. Quando sono tornata ho coinvolto il gruppo missionario San Giusto e ci siamo attivate per chiedere alle società sportive un contributo come potevano, con tutte smesse per cambio di sponsor oppure con palloni. Abbiamo raccolto dei palloni e abbiamo raccolto altro materiale. Poi ci è venuta l'idea di coinvolgere i ragazzi dell'Oratorio San Giusto. È bello che i ragazzi di qui lavorino per i ragazzi che sono dall'altra parte del mondo e che non hanno niente. E così sabato pomeriggio a San Giusto è stato bellissimo vedere una trentina di ragazzi coinvolti a separare le magliette, contarle, preparare gli scatoloni, preparare le scritte e così abbiamo dato importanza anche al fatto che siamo nel mese missionario. Ecco, ricordiamo che il Madagascar è una delle popolazioni degli stati più poveri in assoluto nel mondo, qualcuno la chiama l'isola della fame. Sappiamo che voi avete già fatto un'iniziativa importantissima, per esempio portare l'acqua, che è una cosa straordinaria, attraverso un finanziamento, attraverso anche tutti i vostri volontari. Che dire, queste differenze che purtroppo ci sono ancora, come possono i paesi occidentali, i paesi ricchi aiutare secondo te? Allora, io penso che non si possa risolvere tutto il problema in una volta sola. Penso che se ciascuno di noi fa quel poco che riesce a fare, quel pochissimo che riesce a fare, è già tanto, perché tutti insieme, facendo poco, possiamo fare tanto. Noi adesso che abbiamo fatto la risaia, l'abbiamo fatta in sinergia con la Fondazione Cariparo, con altre associazioni, con l'Associazione di Torino e con un'altra tedesca. Per i palloni abbiamo coinvolto tante società sportive, perché sì, bisogna dare da mangiare ai ragazzi, bisogna dare alla scuola, però se quando vanno in oratorio, e ogni oratorio ospita circa 1000 ragazzi, e trovano un pallone per giocare fra di loro, io credo che sia anche questo un aiuto importante che possiamo dare. L'impegno anche minimo di ciascuno di noi è importante, può cambiare il mondo. Ecco, io la ringrazio anche a nome di tutti i polesani che vi seguono, perché state facendo qualcosa di straordinario, veramente complimenti. E io ringrazio tutte le mie amiche associate del gruppo missionario che hanno collaborato con noi.